Buonasera a tutti ragazzi, previsioni meteo per domani, quindi domenica ragazzi 29 dicembre, quindi diciamo che ancora un po' di neve su qualche regione del sud, la maggior parte, però in tutta Italia c'è ancora questo crollo termico delle temperature, quindi le temperature saranno ancora piuttosto rigide, però in compenso comunque dovrebbe essere una bella giornata, quindi voglio partire dalla Valle d'Aosta, quindi partiamo da sopra, ragazzi. Quindi domani in Valle d'Aosta, ciao Mastello, sarà una domenica soleggiata, 5 gradi, 10 gradi. Quindi ragazzi in Valle d'Aosta staranno bene domani, quindi passiamo al ponte. Quindi domani 1 grado, 6 gradi, soleggiato, parzialmente nuvoloso, tutte e due in effetti, quindi sarà una giornata dove in alcune zone sarà nuvoloso, però parzialmente in alcune parti soleggiato, quindi 1 grado, 6 gradi, quindi anche qui non ci sarà, sì, sì, è in Piemonte, sì, sì. Torino sarà soleggiato, nuvoloso, quindi 1 grado, 8 gradi, quindi più o meno eh, allora fammi ritornare in Piemonte, eccolo qua. Sì, 1 grado, 6 gradi, non 8 gradi, quindi farà abbastanza ancora freddo. Quindi precipitazione al 10%, quindi vento poco, quindi nulla di che. Allora, torniamo in Lombardia. In Lombardia domani meno 1 la minima, più 7 la massima, figurati, Mastello. Quindi poi andiamo più in alto, in Trentino Alto Adige, e qua già si... Adesso stanno a meno 1, quindi già sto vedendo adesso, ora, diciamo in questo momento stanno a meno 1. Domani invece partono da meno 3 a più 3, quindi sarà sereno e soleggiato, però farà molto freddo. Quindi adesso arriviamo da Vocatella, eccola qua, Friuli Venezia Giulia, quindi domenica soleggiato, meno 3, 6 gradi, quindi ragazzi sempre freddo farà. Quindi dopo il Friuli Venezia Giulia incominciamo dall'altro lato la Liguria. Anche qui farà freschino, 3 gradi, 9 gradi. Ciao Olivia, buonasera. È soleggiato anche qui. Ciao Rosario. Quindi diciamo che il nord più o meno si mantiene freddo però sereno, voglio dire. Allora, in Veneto invece 0, 7 gradi saranno domani, quindi parzialmente nuvoloso e soleggiato, quindi la maggior parte precipitazioni 0%, quindi non credo che pioverà. Quindi poi andiamo in Emilia Romagna, domenica diciamo parzialmente nuvolosa e soleggiata, quindi saranno tutte e due meno 2, sì, ma arriviamo a meno 2, 8 gradi, quindi anche in Emilia Romagna farà freddino, quindi però neve ancora a nulla, quindi arriviamo in Toscana dove si toccherà 0 gradi, massimo arriveranno a 9 gradi, quindi parzialmente nuvoloso e soleggiato, quindi pure qua la stessa cosa. Quindi adesso arriviamo in Umbria. In Umbria sarà 1 grado, massimo 7 gradi, soleggiato, quindi sì, sì, in effetti un po' su tutta l'Italia fa freddo, non sta facendo la neve dappertutto, però le temperature sono proprio dimezzate quasi, quindi diciamo che in effetti fa freddino. Quindi nelle Marche la stessa cosa, 1 grado, 7 gradi, parzialmente nuvoloso e soleggiato, quindi pure nelle Marche si conferma la stessa cosa. Arriviamo nel Lazio, adesso stanno a meno 1, quindi sul Lazio in generale più o meno. Domani invece si parte da meno 3, che sicuramente sarà la mattinata, e poi forse la sera, la notte, fino a un massimo di 7 gradi, quindi massimo domani arriveranno a 7 gradi nelle ore più calde, quindi anche su Roma e le altre città farà abbastanza freddino, quindi adesso invece passiamo in Abruzzo. In Abruzzo ragazzi è un po' tosta. In Abruzzo ci sono precipitazioni sparse, quindi da meno 6 a 0 gradi e qui ci può stare la neve perché porta la nuvola, pioggia e neve insieme, quindi ci possono stare tutte e due le cose, quindi è incerta la situazione. Precipitazioni sparse a tratti nevosi, quindi in Abruzzo ci può stare, sta tipo il nevischio, voglio dire io, quindi
saranno temperature basse, si toccherà lo 0 come massima temperatura, quindi partiamo minima 6, massima 0, quindi qua fa freddo, bello detto napoletanamente. In Molise invece è ancora più tosta, nel senso che si parte da 0 gradi. Ancora non ho guardato, ciao Alberto, lo so, ti dico la verità, però molti stanno dicendo già così. Nel Molise, ragazzi, farà freddino, 0 gradi, 2 gradi, rovesci nevosi, quindi nel Molise porta rovesci nevosi, quindi domani ci sarà la neve nel Molise, quindi la temperatura si aggirerà da 0 a massimo a 2 gradi, quindi le precipitazioni nevose saranno al 60%, quindi vento a 27 km, quindi ci sarà pure molto vento, quindi diciamo che nel Molise domani non è che sarà proprio una bella giornata, quindi arriviamo in Campania da me e ti pareva sempre la stessa cosa, per lo più nuvoloso, 3 gradi, massimo 6 gradi, quindi ancora freddo pure domani, quindi ci sarà il vento a 20 km orari, più o meno, come oggi, più o meno. Voglio vedere oggi, oggi porta 18 km e più o meno stiamo lì come oggi. Adesso stiamo a 6 gradi, quindi stiamo normale, è salito di 1 grado, diciamo, di 2 gradi, prima eravamo a 4, ma a 6. Comunque non farà la neve, questo è poco ma sicuro. Poi ci sta la Puglia e la Puglia porta nuvoloso 3-6 gradi, quindi è una giornata nuvolosa, precipitazioni 10%, quindi non credo che farà, diciamo, pioverà oppure altre cose. In Basilicata, ragazzi, qui adesso stanno a -1 e sta nevicando in questo momento qua che sto parlando io. Domani invece ci sarà da -1 a 1 e ci sarà la neve, quindi in Basilicata, ragazzi, ci sarà la neve, quindi è confermato il vento a 24 km orari e anche lunedì, ve lo dico già in diretta, già che ci siamo, ci sarà da -4 a 1 grado, sempre con rovesci nevosi, quindi in Basilicata, dobbiamo andare in Basilicata per vedere la neve, dai. Allora, andiamo in Calabria, ragazzi. Ciao Olivia. Anche in Calabria, ragazzi, in questo momento sta a -1, sta facendo lievi nevicate. Domani invece, sì, sì, no, non neviccherà, diciamo. Sto arrivando un attimo, Francesco, sto arrivando, sto in Calabria, poi arrivo in Sicilia. Allora, domani in Calabria, ragazzi, -2. Sì, sì, hai ragione, Alberto. -2, -1 domani. In Calabria domani è neve, ragazzi, quindi la Calabria è nevosa domani, quindi le precipitazioni stanno al 70%, quindi ci sarà la neve sicuramente. E anche lunedì qui porta precipitazioni all'80%, sempre a carattere di neve, quindi una domenica e un lunedì in Calabria con la neve, quindi lo dico già da adesso, tanto poi domani comunque farò un altro aggiornamento. Ecco la Sicilia. Allora, la Sicilia, in questo momento ci stanno le precipitazioni sparse, quindi sta piovendo in alcune località. Domani invece ci sarà un -1, massimo 5 gradi, parzialmente nuvoloso con rovesci sparsi, quindi un po' hai ragione, in effetti in alcune zone ci potranno essere piogge, però non esagerate, quindi sparse in senso leggero, non ci sarà nulla di che. Poi arriviamo all'ultima regione che qua fa sempre caldo, secondo me, e non mi sbaglio, e di fatti è così. Arriviamo in Sardegna dove le temperature sono dai 3 ai 12 gradi, quindi dobbiamo andare tutti in Sardegna. Sì, Eufrasia, pure qui è stato soleggiato, però freddo, quindi a Palermo domani può piovere tranquillamente, come avevo detto al nostro amico che mi aveva domandato, ci sono precipitazioni sparse e nuvolosità, quindi può capitare che piove, quindi in Sicilia, quindi a Palermo, Catania, diciamo, tanto può stare la giornata nuvolosa e tanto può piovere per un po', però non è che sia una cosa eccessiva, piogge sparse significa che può piovere 10 minuti, 20 minuti e poi finisce lì e basta, quindi perché la percentuale è bassissima, la voglio vedere un attimo, proprio per Svizzera, Sicilia, fammi vedere. Sì, 20%, quindi non è che ci sia questa grande pioggia, voglio dire io.
Quindi adesso in questo momento, ad esempio, ci sta precipitazione sparsa al 50%, quindi metà e metà adesso in Sicilia. Ciao Torino, quindi ragazzi, domani diciamo Calabria, Molise, queste parti qui ci sarà la neve come abbiamo detto, quindi si parla proprio del sud. Sì, sì, allora alcuni stanno dicendo che ci sarà freddo, alcuni dicono che ci sarà il caldo. Quindi diciamo che è quasi un casino, ragazzi, con sto tempo che non si capisce nulla, però diciamo che a finale vediamo Meteo Capodanno cosa ci dice, tanto per vedere un attimo. Allora, Capodanno, vediamo che cosa ci dicono i vari media. Allora, in effetti se andiamo già a guardare sui meteo italiani, dicono Capodanno nuovo stop, all'inverno arriva l'anticiclone, quindi diciamo aria calda in effetti, quindi vedo una mappa tutta con quest'aria calda e l'aria fredda che va via, quindi dice tendenza 29 dicembre 2 gennaio, quindi ci sarà alta pressione, quindi ci sarà un ritorno a condizioni stabili su tutta l'Italia, però manca ancora un pochino, quindi non diamo, diciamo, non possiamo confermare proprio sta cosa perché temperature in aumento, dicono, ci saranno sopra la media, dicono i valori massimi su gran parte delle regioni. Quindi vediamo poi se sarà così, ragazzi. Quindi questa è una cosa che dice così, però ci mancano un sacco di giorni, quindi non voglio illudere nessuno. Quindi per ora dice così, però io so sempre che è meglio dirlo un giorno prima, così si sa più o meno che è esatta la previsione. Quindi in effetti tanti già stanno dicendo così. Quindi Capodanno con bel tempo, le luci a gate. E secondo me se sarà così, ha voglia che ci vai. Quindi diciamo che pure a Salerno, non so chi vengono qui, diciamo il 31, voglio vedere a Salerno chi ci sta. Allora, Salerno, voglio vedere chi canta Capodanno. Vigilia cantanti, voglio vedere. Arrivano due cantanti che non so neanche io chi sono. Vigilia cantanti. Vediamo chi arrivano qua. Bah, non dice nulla ancora. Boh, va a capire chi arriverà qua, non si sa, ragazzi, perché ogni anno sempre, diciamo, alla vigilia arrivano sempre dei cantanti a Piazza della Concordia, diciamo. Per adesso però non dicono nulla, quindi ecco qua. Capodanno 2019 dicono. No, questo è vecchio, quindi no, no, ancora non lo dicono, non lo so sinceramente, quindi diciamo che ogni anno Salerno è sempre zeppo pieno alla Concordia, quindi diciamo di Salerno ci sarà, ma non lo so, è parecchio che non la sto sentendo, su WhatsApp l'ho sentita oggi in effetti, però non la sto vedendo diciamo su YouTube in effetti, non lo so. Oggi mi ha mandato una fotografia, lei è fissata con la cioccolata calda, mi ha mandato una foto con una tazza di cioccolata calda, quindi sta con la tazza calda di cioccolata e un biscottino, quindi sempre. No, no, qua invece il 31 fanno i cantanti, ma non so, l'altra volta arriva uno, l'anno scorso è arrivato Clementino, mi pare. Poi è arrivato Rocco Hunt, vabbè, ma Rocco Hunt è di Salerno, quindi anche un mio amico, quindi Rocco Hunt lo saluto in diretta, quindi è un nostro amico proprio di Materno, proprio la mamma di Rocco Hunt, ragazzi, è una mia cara amica, anche il papà di Rocco Hunt, sono cari amici che abitavano prima qui, però adesso giustamente il figlio ha fatto questa bella fortuna, diciamo così, è bravo a cantare e quindi so che stanno a Roma adesso di casa, prima abitavano qua nel nostro quartiere, poi sono andati a Salerno città, adesso diciamo non per colpa di Rocco, diciamo, perché siccome la fai giustamente la musica e tutto, si sono trasferiti a Roma, quindi gli auguro un buon Capodanno, hanno avuto fortuna, vengono come me, diciamo, sono persone normali che hanno avuto la fortuna di avere un figlio che canta bene, diciamo.
quindi diciamo che è un bravo ragazzo, una famiglia proprio per bene. Li conosco sia la mamma che il papà, hanno la mia stessa età, quindi sono miei coetanei, diciamo. Quindi la mamma e il papà sono... Il papà addirittura lavorava nel Radio Napoli 1 qui a Salerno, faceva la radio, no? Quindi però le canzoni napoletane. Sì, grazie, è un mio amico, lo conosco da tanti anni, la mamma e il papà, lui. Ogni tanto viene qua a Matierno a salutarci, quindi ogni tanto scappa quando può. Adesso sta a Roma, quindi quando sta a Salerno sale sempre qua a Matierno dove abitiamo noi. Quindi diciamo che ha avuto fortuna e ci fa piacere a noi che un nostro paesano, diciamo, sia importante. Ma adesso avete visto l'ultimo video che ha fatto lui? In effetti quello di Rock Band, mo lo voglio vedere su YouTube, in effetti l'ultimo che ha fatto l'ha girato a Salerno città proprio, in effetti. Quindi diciamo che l'ha girato proprio a Salerno, l'ha girato. L'ha fatto con J-Ax e un altro cantante, non mi ricordo come si chiama. Ultima canzone. Ah, ti volevo dedicare, sì, sì, l'ha fatta con J-Ax e Bombadabash. Quindi in effetti l'ha girata a Salerno questo qui. Il video ti volevo dedicare, quindi l'ha girata proprio nel centro storico di Salerno. In effetti nel video compaiono tanti nostri amici che stavano giustamente come pubblico, quindi l'ha fatto proprio nel centro storico di Salerno. Lui, J-Ax e Bomba da Bash, come si dice qua, un nome tutto particolare, diciamo. È una canzone che comunque ha avuto successo e comunque sta andando molto forte, diciamo. Anche la canzone, diciamo, che l'ha lanciata è stata quella che ha vinto al Festival di Sanremo, una giornata buona, quindi diciamo che è andata abbastanza bene, ma è anche il papà diciamo, è sempre stato uno che è stato nella musica, quindi in effetti proviene da una famiglia che la musica la fa da sempre, quindi non c'è da meravigliarsi più di tanto. Sempre canzoni napoletane, però lui ha preso questa cosa di rap, quindi lui in effetti è partito come diciamo proprio il papà gestiva canzoni napoletane nella radio locale di qui, invece il bambino ha studiato per fare il rap, quindi due generi proprio diversi in effetti. Va bene ragazzi, vi auguro buona serata, quindi domani per la maggior parte sarà soleggiato, farà freddo e diciamo in Calabria e in Molise ci sarà la neve, quindi diciamo il sud-sud ci sarà Molise, Calabria, ci sarà la neve, quindi diciamo che le previsioni sì, ma non preoccuparti, frase, quando sarà il giorno 31 faccio una diretta direttamente io, quindi darò gli auguri stesso io. Sì, sì, ci sentiamo il 31, faccio la diretta, quindi vedrete direttamente a me, quindi mi devo fare la barba, se no dopo dice mamma mia, chi si è fatta la barba, mi devo fare i capelli, no, scherzo. Quindi il 31 faccio la diretta e do gli auguri direttamente io in prima persona, quindi è inutile, possiamo darceli pure adesso, però il 31 faccio la diretta e do gli auguri a tutti, quindi ma ci fa barbi i capelli allora. Vabbè, alla prossima previsione. Ciao Alberto, ciao Rosario, ciao Frasia. Mo devo dire avvocatella che fine è fatta? Devo dire che non vieni più sul canale, mo la devo solo le Frasia, la devo dire che non ci segui più. Ma glielo dico, vabbè, ciao Frasia, buona serata a tutti ragazzi e a domani.